Salve a tutti carissimi, oggi voglio tornare a parlarvi degli straordinari segni che ci lasciano le anime del purgatorio e di cui forse non ci accorgiamo neanche. Questa storia che sto per raccontarvi è molto particolare perché riguarda un personaggio del mondo dello spettacolo. Ed è veramente una cosa incredibile che sia stata raccontata da un personaggio del mondo dello spettacolo, perché, sappiamo benissimo che in quell'ambiente sono veramente poche le persone che sono fervide credenti e che comunque fanno caso ai segni, delle anime del purgatorio. In genere è un ambiente in cui non si dà grande importanza a questi fenomeni, a questi eventi. Ebbene, questa storia, riguarda, il padre, di uno, dei più amati personaggi del mondo dello spettacolo, il quale aveva sempre avuto un ottimo rapporto con la nuora. Accadde che, la nuora rimase incinta di un bambino e fu ricoverata, chiaramente come tutte, le partorienti, al momento del parto. Purtroppo il suocero, proprio nei giorni in cui la nuora si trovava in ospedale per dare alla luce un bimbo, il suocero venne anch'egli ricoverato proprio in quegli stessi giorni. Quindi chiamò, il figlio e gli disse: "Quando nascerà il bambino, se io non potrò, porta a tua moglie un mazzo di rose bianche da parte mia, veramente con tutto il mio affetto." Purtroppo, dopo qualche giorno, questo suocero, questo signore morì e questo presentatore non si ricordò più di portare delle rose bianche alla moglie da parte del padre, perché il parto non fu per nulla facile. Quando arrivò il mese di maggio, però, accadde un evento veramente straordinario. Questo beniamino del piccolo schermo aveva in terrazza un vaso in cui erano state piantate delle rose rosse. Quell'anno però quelle rose, che erano sempre fiorite di color rosso, spuntarono tutte bianche, candide come la neve. Allora questo beniamino, insomma, del piccolo schermo, convocò il giardiniere, il quale gli disse: "Ma non è possibile, io sono certo di aver piantato delle rose rosse, non capisco perché siano fiorite bianche." E infatti l'anno successivo tornarono a fiorire rose rosse. Erano quelle rose bianche l'omaggio floreale che il padre di questo beniamino del piccolo schermo aveva voluto fare alla tanto amata e ben voluta nuora, ma che non aveva potuto compiere, essendo venuto a mancare. E quindi
ora che si trovava in cielo, forse ancora nel purgatorio, non aveva voluto far mancare alla nuora e a tutta la sua meravigliosa famiglia il segno tangibile della sua vicinanza al lieto evento e del suo affetto.